Cari telespettatori, rieccoci qua insieme. Adesso vi presento i nostri attuali ospiti con i quali parleremo di casa, di problema casa, opportunità casa oppure situazioni che riguardano gli immobili. C'è il decreto casa, decreto anzi salva casa, che è molto interessante, presenta dei risvolti, c'è ancora tempo per comprenderlo appieno e poi tempo notevole, l'abbiamo anche parlato più volte, per poterlo attuare. Ma per spiegarci meglio tutto questo e per entrare anche nello specifico delle locazioni brevi di cui abbiamo già parlato e non soltanto, di tante questioni che purtroppo riguardano situazioni immobiliari, abbiamo qui con noi l'avvocato Moreno Mantovan, ben ritornato, presidente Confedilizia Padova. Grazie di averci invitato. Grazie di supportarci, supportato a sua volta dall'architetto Rosanna Cauchi, consulente di Confedilizia, libera professionista ma consulente operativo, che si occuperà anche di uno sportello nuovo, vero? Esatto, e siccome è entrato in vigore da poco il decreto salva casa, che dà la possibilità ai proprietari, non voglio rubare la parola all'architetto, gli viene data la possibilità di semplificare la loro vita nel settore. Ma io c'ho lo sportello? Abbiamo aperto uno sportello per i nostri associati in modo da dare un supporto anche operativo, sia diciamo un primo aiuto per indirizzarli ed eventualmente se avessero bisogno poi di portare a fondo la pratica siamo a disposizione dei nostri associati. Allora, cominciamo subito, visto che le richieste sono state tante sul decreto salva casa. Io comincerei subito con lei, architetto, dopo la parola all'avvocato con cui possiamo spaziare ampiamente in tutte le questioni di cui si occupa Confedilizia. Perché iscrivendosi a Confedilizia? Perché poi la cosa fondamentale è che, come tutte le associazioni, ha bisogno di iscritti per poter essere più forte, avere più titolo. Poter parlare anche... Permettimi consentimi, noi siamo la più vecchia associazione per la difesa dei valori della proprietà in Italia, abbiamo 140 anni di vita, siamo presenti su tutto il territorio, siamo presenti anche a livello istituzionale, tieni presente che la cedolare secca è stata una vittoria della Confedilizia, la lotta alla direttiva Casa Verde è un cavallo di battaglia della nostra associazione. Ecco, volevo solo spendere due parole per presentare la nostra associazione che è molto conosciuta, ma abbiamo bisogno sempre di nuovi associati per compiere massa critica che è fondamentale per tutelare i valori della proprietà. Infatti, i valori della proprietà si tutelano e si valorizzano anche riuscendo a mettere in regola queste nostre benedette case, esatto. No, architetto? Esatto. Qual è la novità di questo decreto salva casa? Quali sono le novità? L'occasione del decreto è un'occasione che mira alla legittimazione di piccole, non sostanziali difformità edilizie rispetto ai titoli abilitativi con cui l'immobile singolo, l'edificio è stato costruito e realizzato da tempo in cui ancora non c'erano né i computer né tutte quelle attività di verifica che oggi sono facilmente attuabili. Quindi piccole difformità che a volte non sono neanche così chiare al proprietario legittimo che magari ha avuto la casa per eredità oppure che non ha il metodo mentale che serve per capire di che entità sono appunto le piccole difformità. Il decreto serve per rendere legittime queste piccole difformità non sostanziali. Parliamo di tolleranze, di differenze tra l'eseguito, quindi l'esistente, e il titolo abilitativo a cui si fa riferimento, la concessione edilizia, la licenza, la SCIA, per poter rendere legittime queste lievi differenze e poter avere un percorso quindi pianificato nel caso in cui si voglia acquistare, vendere e avere la certezza di essere legittimati nella concretezza della proprietà.
Ci sono degli... Perché allo stato attuale invece con queste differenze, con queste variazioni che sono state apportate nel corso del tempo all'interno dell'immobile, perché non devono essere particolarmente rilevanti, dopo magari ci potrà fare degli esempi, non si poteva vendere, non si può vendere, si diceva addirittura dare in locazione. Diciamo che di principio nel momento in cui si vuole acquistare o vendere un immobile, dal notaio devi dichiarare che il tuo immobile, nel caso in cui vendi, è legittimo. Legittimo vuol dire che è pienamente conforme al titolo abilitativo con cui è stato costruito, realizzato o anche nel tempo è stato variato. Che vuol dire titolo abilitativo? Qual è? Vuol dire un permesso di costruire, una SCIA, una licenza edilizia del Ma quindi al catasto deve essere accatastato tutto quello che è stato fatto? Diciamo che il catasto non è probante, è più importante la coerenza tra il progetto approvato, quando è stato poi approvato per la realizzazione di un edificio o di un immobile, e la realizzazione dell'immobile, oppure nel caso di una singola unità immobiliare all'interno, ad esempio, di un condominio, io ho fatto in maniera diciamo autonoma dei piccoli spostamenti, delle piccole variazioni che ritengo essere cosa di poco conto, e le ho fatte senza comunicarlo al settore di competenza. Certo. Ci sono delle variazioni che possono essere fatte e comunicate e basta, che sono piccole, ci sono delle altre variazioni che invece comportano, diciamo, una sorta di autorizzazione, che sono sempre frutto di un percorso, di un tecnico, però perché sono più complesse, perché bisogna rispondere alla normativa edilizia, ma anche alla normativa urbanistica e altri aspetti. Diciamo che il decreto parla di quelle piccole difformità, per esempio una stanza che anziché essere nel progetto approvato era 20 metri quadri, in realtà la stanza è 21 metri quadri, 20 e 40, 20, non è perfettamente coincidente con quanto è stato approvato nella fase della progettazione e nella fase della comunicazione al settore del progetto. Queste piccole difformità, che sono oggi quantificabili, entro una percentuale che è inversamente proporzionale alla dimensione dell'immobile, oggi possono essere comunicate. 2% si parla fino a 500 metri quadri. Dal 2 al 5%, più piccolo è l'unità immobiliare. L'unità immobiliare al di sotto di 100 metri quadri ha una tolleranza del 5%, che è tanto, fino invece a una tolleranza massima del 2%, che è per gli immobili superiori ai 500 metri quadrati. Calpestabili, naturalmente. Il concetto vale anche per gli stabili. È chiaro che se considero un volume di un intero stabile, ho un numero alto, e la percentuale in proporzione diventa chiaramente, la percentuale è la stessa, il numero in proporzione rimane più alto. Dico che sono cose che comunque vanno analizzate e studiate con un tecnico, perché la tolleranza è tale per cui fino a quel punto le difformità sono sanabili, nel senso che sono legittimate da questo decreto, si comunicano e diventano parte del progetto. Bisogna pagare qualche cosa? Ci sono delle sanzioni che vanno da un minimo di 1.036 euro a un massimo di 39.000 euro, ma bisogna guardare caso per caso, perché ci si può trovare in condizioni in cui uno, per esempio, ha un vincolo paesaggistico, si parla di logge, di sanatoria, di tende, sono tutte cose che il decreto introduce come concetto e come criterio giusto. Quanti di noi hanno Sì, ma a me viene in mente una cosa, sì. Io appunto le faccio anche le obiezioni, per esempio le dice le tende, no? O le logge. Quando mai una persona, io ho parlato con tantissime persone, nessuno ha mai saputo che per le tende uno dovesse fare un permesso. Le tende sono sempre state libere, tanto è vero che addirittura hanno pubblicizzato delle chiusure di verande e l'hanno detto chiaramente, non occorreva chiedere nessun tipo di permesso, erano semplici vetri a scomparsa.
O le tende, cioè, quando mai? Bisogna considerare il singolo caso, perché, e faccio un esempio banalissimo, è vero che posso mettere, che si può considerare di mettere delle tende o delle vetrate, le vetrate panoramiche che si chiudono, ma per esempio io ho un immobile che ha un vincolo paesaggistico e non lo so, là ci vuole l'autorizzazione della sovrintendenza, cioè la materia di per sé è molto complessa, quindi non basta guardare l'argomento proprio e puntuale, bisogna sempre verificare che il contesto sia, che tutti gli aspetti che concorrono a quella situazione siano rispettati. Certo, però è anche vero che io adesso pongo sempre le obiezioni, perché immagino i telespettatori che sono a casa dicono facciamo così, io prendo sta tenda, prendo questa copertura, la tolgo, gli vendo la casa senza la tenda, peggio per chi ci andrà a stare, la prendo e la butto via, ti costa meno, 2 ore di operaio, butti via tutto, gli hai tolto un valore aggiunto, ma chi se ne frega, piuttosto che magari pagare, faccio l'esempio, fosse anche 3.000 euro, sono tanti, uno toglie tutto, e così dico, perché quando si libera dell'immobile uno può veramente scorticarlo, perché dice chi se lo compra si arrangerà, e non è incentivante da questo punto di vista. No, perché sicuramente vale sempre la pena, perché sono tanto piccoline di fare una verifica tra utilità, vantaggio e investimento economico già fatto. Magari io la tenda l'ho già fatta, voglio rimanere a vivere in questa casa per i prossimi 3 anni e me la tengo legittima. Cioè il decreto mi consente di formalizzare senza oneri stratosferici, anzi in alcuni casi direttamente, quello che io già ho. Parliamo della tenda che è un elemento sovrammesso, ma parliamo proprio delle piccole differenze che riguardano l'edificio. Ho una finestra che anziché essere sul prospetto collocata dove il progetto mi diceva di doverla mettere, ce l'ho spostata di 5 centimetri. Nel momento in cui io vado a vendere il mio immobile e dico che è legittimo, se c'è questa discrepanza, io dichiaro una cosa che non è vera. Quindi lei dice, il commento può essere, ma sono inezie. Ma sono queste inezie che il decreto aiuta a formalmente mettere a posto. Perché così tutte quelle piccole differenze sono direttamente sanate. Ecco, politicamente, chiedo a lei Presidente, e quindi dal punto di vista della convenienza effettiva, perché voi vi mettete anche dalla parte dei proprietari che devono tanto per cambiare sempre sborsare, in un modo o nell'altro qua si tratta sempre di tirare fuori i soldi, e anche non pochi, perché quando arriviamo fino a 30.000 euro sono grande cosa, perché per le grandi differenze, che sono quelle che interessano moltissime persone, classico, lastrico, tetto, sottotetto, sono quelle più rilevanti, qua non si va da nessuna parte e costano l'ira di Dio, tra l'altro si arriva a cifre rilevantissime. Quindi politicamente, eticamente, come reputate questo salvacasa? Beh, la reputiamo un'opportunità. Diciamo che ultimamente, purtroppo da più di qualche anno, è in corso un attacco alla proprietà, ai valori della proprietà. È proprio degli ultimi mesi l'attacco alle locazioni brevi. C'è la normativa Casa Verde che... Dopo magari entriamo nello specifico, sì. Certo. Quindi voi vanno a penalizzare. Quindi diciamo, fortunatamente siamo andati in controtendenza rispetto all'onda che va contro i proprietari e dà delle opportunità. Sta al singolo proprietario di volta in volta valutare se questi siano più o meno convenienti, però già qualcosa io non sottovaluterei questo decreto, perché dà in effetti, ma io ho in diverse occasioni avuto la possibilità l'opportunità di toccare questo problema proprio come legale.
E ci sono dei casi dove delle vendite sono saltate, proprio perché c'era difformità e il proprietario non lo sapeva. Quello che diceva l'architetto, addirittura sto trattando un caso in famiglia di una cugina che ha acquistato un immobile dove il notaio dava atto che l'immobile era in regola, poi è andato a rivenderlo e l'immobile non era in regola, con tutti i problemi che certo. puoi immaginare che siano collegati. Anche di responsabilità. Esatto, anche di sì. responsabilità. Quindi questa è una possibilità di dormire anche tranquilli per i proprietari, perché io adesso non ho i dati precisi, ma una stragrande maggioranza degli immobili non sono perfettamente in regola, e specialmente quelli di qualche decennio fa, perché proprio anche il sistema di misurazione, l'architetto può essere utile in questa, nella descrizione, c'era proprio il sistema di misurazione non era perfetto. Adesso ci sono degli strumenti elettronici per calcolare le distanze una cosa e l'altra, per cui è più difficile essere fuori regola. In allora si andava un pochettino col sistema spannometrico, scusami il termine atecnico, per cui si dà la possibilità di regolarizzarsi, di poter essere tranquilli. Tra l'altro, magari poi ne parlerà l'architetto Cauchi, non è un condono, è solo la possibilità di regolarizzare la situazione. Perché è stato definito da più parti, quando a me proprio non dà la sembianza di un condono, perché non è assolutamente un condono. È una sanatoria sostanzialmente, vista anche la portata limitata di intervento, no? Sì, non è un condono perché gli abusi reali rimangono fuori da tutto questo. Cioè l'abuso edilizio vero non può essere sanato con questo decreto, attenzione. Essere fuori da queste percentuali di tolleranza e anche da alcuni concetti di cambio di destinazione senza opere vuol dire entrare nell'ambito dell'abuso edilizio, che come sappiamo poi ha delle implicazioni di natura penale, cioè è un'altra cosa questa, e secondo me favorisce la legittimazione di una grande quantità di immobili che hanno veramente delle difformità di nessun rilievo ai fini della consistenza dell'immobile, però rende tutte le operazioni di affitto, di vendita, realmente lisce, certo, senza intoppi. Certo, questo è molto importante. Per avere lo stato della situazione, cosa bisogna fare? Per capire se la propria casa è a posto oppure no? Bisogna avere, o chiedere se non lo si ha, l'ultimo stato legittimo, perché la quantificazione della percentuale di tolleranza la devo fare su un punto certo, che è, dico banalmente, ho una concessione edilizia con cui è stata fatta la mia casa, ho un permesso di costruire. Un permesso di costruire fatto da documenti grafici, tavole grafiche, i disegni. La pianta racconta esattamente la consistenza dell'immobile. Vuol dire non so, 2 stanze con bagno e cucina, quanto sono grandi in termini di superficie utile, e sulla base di quei numeri io poi capisco con un tecnico se ho necessità di sanare delle piccole difformità, oppure se il mio immobile è stato realizzato come da progetto. Il punto zero è il titolo abilitativo con cui è stato fatto l'immobile, oppure l'ultima pratica edilizia di ristrutturazione. Ho comprato un immobile esistente e l'ho ristrutturato. Ho presentato una SCIA. La SCIA ha tra i suoi documenti le tavole grafiche e poi le considerazioni che riguardano l'urbanistica, la distanza, gli altri. Cioè si parte da ciò che il comune, lo Stato attraverso il comune, attraverso lo sportello dell'edilizia, ti dà come documento di riferimento. Quali sono i professionisti di riferimento? Quindi uno viene allo sportello della Confedilizia e chiede questo tipo di supporto. Voi fate questi atti di accesso? Chiede una consulenza, poi la pratica va studiata ovviamente, perché ogni cosa
ogni casa è un caso a sé, cioè ogni immobile ha le proprie prerogative, caratteristiche, autorizzazioni e ogni cosa va analizzata per come è. Queste sono competenze di ingegneri, architetti, geometri, tecnici. Certo, di tecnici, quindi il tecnico che accede poi agli atti. Esatto, a meno che ci sono persone che hanno documentazione di tutto quello che hanno fatto, per esempio, è sufficiente anche guardare la documentazione che ha il proprietario, se no si deve fare il solito accesso agli atti. Chiaro. Interrompiamo un attimo, abbiamo la pubblicità per qualche secondo, poi restate sempre con noi sul 19, tra poco.